Buonasera agli spettatori di TVA. Oggi in collegamento per la nostra serie di interviste qui in studio è il presidente di Atifarma, il dottor Claudio Miceli. Dottore Miceli, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, lei, nonostante al lavoro, insomma, ha deciso di dedicarci qualche minuto. Ecco, come si vive, come si è vissuto finora? Lei, insomma, lì in prima linea, le farmacie sono state, diciamo, un punto di riferimento per la gente in questo momento di grande isolamento. A me piace usare la parola isolamento al posto di lockdown. Prego. Buonasera a tutti e grazie per l'invito a voi. Dico, non si vive granché bene, onestamente, devo dire. Noi siamo stati gli unici a rimanere aperti, quindi a affrontare questa brutta situazione, con tutto quello che ne consegue, con rischi di contagio e quant'altro. Tra l'altro senza nessuna, come dire, istruzione o altre possibilità da parte del governo di misure e di quant'altro. Ci siamo organizzati da soli in un batter d'occhio, organizzandoci con delle paratie antischizzi, antispruzzi in plexigas, con i gel e quant'altro, le mascherine ovviamente e quant'altro, per evitare qualsiasi forma di contagio. Nonostante questo, ahimè, devo dire che 17 nostri colleghi in Italia hanno perso la vita perché purtroppo inevitabilmente in alcune zone di particolare contagio, vedi Lombardia, hanno affrontato fin dall'inizio questa pandemia, devo dire anche con grande cautela, però inevitabilmente, vista la percentuale di contagiati, sono stati anche loro contagiati e purtroppo dovuto anche a qualche altra patologia o all'età, che onestamente non era eccessivamente vetusta, dico ahimè, purtroppo sono deceduti e quindi a loro va il nostro grande ricordo per il sacrificio che hanno fatto per tutta la comunità italiana e per la categoria. Devo dire, si vive male perché abbiamo affrontato fin dal primo momento, intanto, il discorso del gel, il problema del gel, perché all'inizio si trovava la mucchina, immediatamente in pochissimo tempo è terminata, siamo stati costretti a organizzarci nei nostri laboratori per far sì che ognuno di noi potesse produrre la mucchina nei laboratori e quindi distribuirla alla gente. Ci siamo organizzati anche con le mascherine, distribuendo le mascherine e devo dire, a proposito di mascherine, avendo rilasciato anche delle altre dichiarazioni nei mezzi di comunicazione come Giornale della Sicilia, che purtroppo ci hanno danneggiato nell'immagine, perché la farmacia non è la mascherina, parliamoci chiaro, il nostro lavoro non è dare le mascherine o speculare sulle mascherine e quindi è stata sporcata l'immagine della farmacia proprio in tutta questa telenovela, tra virgolette dico, delle mascherine. Nessuna farmacia, tranne devo dire pochissimi e rarissimi casi in Italia, ha speculato sulle mascherine. Il problema è venuto fuori perché implicitamente gli importatori hanno immediatamente elevato i prezzi e quindi siamo stati sottoposti a acquisti a prezzi non adeguati e ovviamente facendo quel minimo di ricarico, ahimè, i prezzi erano lievitati anche per la gente che doveva acquistarli in farmacia. Poi è subentrato il dottore Arcuri con la protezione civile, il commissario Arcuri, che ci ha imposto questo prezzo di 0,50 più IVA, che significa 0,61, però come avete sentito su tutti i mezzi di comunicazione, diciamo che il discorso mascherine è venuto meno, non per sicuramente causa delle farmacie che addirittura dal dottor Arcuri sono state accusate di aver nascosto le mascherine e di non volerle vendere, nella maniera più assoluta, perché quando è stato imposto il prezzo delle mascherine, immediatamente noi abbiamo venduto a quel prezzo
ovviamente avendo delle perdite non indifferenti, perché avevamo acquistato a più del doppio rispetto al prezzo che aveva imposto il dottore Arcuri. Poi ovviamente siamo stati di supporto alla popolazione. I medici ovviamente si sono un po' trincerati all'interno o degli studi o delle abitazioni, perché per evitare ovviamente il contagio, e purtroppo mi costa personalmente, anche a Palma di Montechiaro abbiamo avuto un medico deceduto proprio a causa del Covid-19. Chiaramente abbiamo dovuto sopperire a questa mancanza organizzandoci con le stampanti e i computer, in quanto l'assistito poteva ricevere dal proprio medico l'NRE, che sarebbe il numero della ricetta, e venendo in farmacia con questo numero e il codice fiscale noi avevamo la possibilità di stampare la ricetta e quindi poi di erogarla tranquillamente. Ci siamo adattati anche al discorso della consegna domiciliare, diciamo alcune farmacie, non tutte, chi ne aveva la possibilità, con i propri dipendenti ha fatto in modo che chi non aveva la possibilità di spostarsi da casa è stato raggiunto previa telefonata in farmacia dai nostri collaboratori, che hanno consegnato presso il domicilio delle persone i prodotti. Potrei stare a parlare ancora per tantissimo tempo. Ripeto, ancora siamo adesso nella fase 2, però onestamente devo dire questo passaggio alla fase 1, alla fase 2 per le farmacie non si vede granché, anche perché allo stato attuale la gente impaurita continua a uscire poco. E quelli che escono vengono in farmacia in modo, devo dire, ordinato, attendono fuori dai locali della farmacia, perché almeno per quello che mi riguarda noi adottiamo il metodo che se ci sono 2 persone al banco entrano 2 persone, se ce n'è 3 al banco ne entrano 3, escono quelle 3 via via e poi entrano le altre persone. Quindi chiaramente tutto il resto è costretto a stare fuori dalla farmacia. Ci siamo organizzati, ben inteso, con delle segnaletiche all'interno delle farmacie, in modo tale da poter far sì che ci sia una distanza adeguata tra un posto e l'altro di lavoro, con dei percorsi mirati tracciati addirittura nei pavimenti della farmacia e mantenendo chiaramente le distanze adeguate, e il gel all'ingresso della farmacia a portata ovviamente degli utenti, per far sì che si potessero disinfettare le mani. Allo stato attuale, onestamente, devo dire che le cose cominciano un po' a migliorare, però c'è sempre quel discorso della carenza delle mascherine a 0,61. Siamo in attesa che i grossisti ci riforniscano. Stanno cominciando, guardi, le posso dire che proprio ieri noi abbiamo fatto una richiesta di 1500 mascherine, ma ce ne hanno consegnate solo 100 nell'arco di un'ora, pur cercando di limitare il numero di mascherine da dare alle persone, un massimo di 3, 4, massimo 5 mascherine a secondo dei componenti del nucleo familiare. Nell'arco di un'ora le abbiamo fatte fuori, perché purtroppo ci sono dei difetti a livello di approvvigionamento, anche perché i grossisti devono necessariamente servirsi dai canali della protezione civile. La protezione civile, abbiamo saputo attraverso i mezzi di comunicazione, ci sono stati dei sequestri, ci sono state delle mascherine che non hanno le caratteristiche e le certificazioni adeguate e quindi sono state sequestrate. E quindi si è creato, diciamo, tutto questo ambaradan che ha fatto sì che si creasse questa carenza di mascherine. Sono convinto che nel tempo migliorerà, però diciamo è stato un po' una dabbenaggine annunciare già parecchio tempo prima un prezzo imposto per le mascherine, non avendo, diciamo, l'organizzazione adeguata per poterle distribuire. E sicuramente, e lo sottolineo, la colpa non è delle farmacie, perché le farmacie immediatamente si sono attivate, ripeto, a distribuire le mascherine che avevano dentro e che avevano acquistato a prezzi notevolmente superiori.
Presidente, ci sarà un ristoro per, almeno così è stato annunciato dallo stesso Arcuri, delle norme che diciamo vi ristoreranno per quello che avete perso, diciamo, perché voi avevate delle mascherine non a 0,50. È stato fatto un protocollo d'intesa fatto dai dirigenti nazionali, dal segretario Tobia, dal nostro presidente Marco Cossolo, che prevede questo ristoro, però onestamente a guardarlo e a controllarlo ho visto che è talmente farraginoso, perché occorre fare e stampare una serie di documentazioni che permettano di avere questo ristoro. Per quello che mi riguarda, ripeto, io eviterò pure di chiedere il ristoro, o quantomeno se mi daranno il ristoro lo devolverò in beneficenza, e penso che la stragrande maggioranza dei colleghi farà la stessa cosa. Dimenticavo, molte farmacie si sono attivate anche a fare delle donazioni ai comuni di pertinenza, ai comuni dove hanno sede queste farmacie, e ovviamente con queste donazioni i vari comuni e i sindaci hanno fatto acquisti di prodotti alimentari, chiaramente da dare alla popolazione meno abbienti. Quindi dico, il ristoro dico, ha una prassi così complicata che magari qualcuno cercherà di fare, sicuramente farà, però per quello che mi riguarda, e parlando con alcuni colleghi della provincia di Agrigento, penso proprio che molti ci rinunceranno, oppure sarà devoluto sicuramente in beneficenza. Presidente, lei rappresenta l'Atifar Federfarma, quindi un gruppo nutrito di colleghi in provincia. Ecco, quali sono state le istanze che sono arrivate? C'è stato, diciamo, delle richieste particolari? Lei come Presidente, diciamo, è stato anche sensibilizzato per le varie problematiche che da 2 mesi si vive, insomma? Allora, problematiche, devo dire che l'Atifar ne ha avute tantissime, ed è stata l'interfaccia dell'ASP di Agrigento per far sì che si potessero risolvere tutte le problematiche inerenti chiaramente alla spedizione delle ricette, e anche per quanto riguarda l'assistenza integrativa. Si sono adottati, come dicevo poco fa, anche parecchi metodi, e cioè a dire, per quanto riguarda le ricette, l'ho detto poco fa, noi ci siamo messi in contatto con i medici, i quali chiaramente davano l'NRE della ricetta agli assistiti, e venendo in farmacia avevamo la possibilità di stamparle e quindi di erogarle regolarmente. Ma non è stato solo questo, perché esiste anche l'assistenza integrativa, considerato che i servizi di medicina di base, anche quelli si sono bloccati. Abbiamo fatto in modo concorde anche con l'amministrazione dell'ASP di far sì che il rinnovo delle autorizzazioni fosse posticipato di un altro mese o di altri 2 mesi, o quantomeno fino a giugno, ponendo sulla fotocopia dell'autorizzazione del mese precedente la firma e la sigla e il timbro della farmacia. E quindi anche quello, diciamo, ha dato la possibilità agli assistiti di poter avere i prodotti dell'assistenza integrativa. Per quanto riguarda poi la consegna di tutte le documentazioni agli uffici dell'ASP, praticamente abbiamo fatto tutto online, quindi facendo i vari PDF delle varie fatture, delle varie distinte riepilogative, e quindi le abbiamo inviate poi ai servizi dell'ASP, all'ufficio farmaceutico in formato PEC. Devo dire che allo stato attuale abbiamo dentro tutte le documentazioni, nonché le ricette di 3 mesi a questa parte, che ovviamente daremo e consegneremo nel momento opportuno, quando gli uffici apriranno. Per il resto, ripeto, siamo stati sempre in contatto con i dirigenti dell'ASP, con il direttore sanitario, con il commissario, e ovviamente abbiamo dato una mano non indifferente, perché, ripeto, secondo me siamo stati l'unico presidio aperto sul territorio a livello nazionale che ha, insieme ovviamente ai vari dirigenti delle ASP, fatto fronte a questa grave epidemia.
Presidente, so che ho visto un'intervista da parte del vostro Presidente nazionale dell'Ordine che si costituirà addirittura parte civile contro quei colleghi che hanno abusato insomma, che hanno diciamo, fatto un eccessivo lucro sulle vendite delle mascherine. Guardi, io come ho detto poco fa, è proprio una percentuale così minuta, sparuta a livello nazionale, che secondo me non è da prendere assolutamente in considerazione. Stiamo parlando di circa 12-13 farmacie in tutta Italia, che onestamente devo dire bisogna poi vedere e dimostrare che effettivamente hanno lucrato, perché come ho detto poco fa i prezzi di acquisto sono lievitati enormemente, quindi se noi purtroppo non siamo stati nelle condizioni di comprare a prezzi bassi, perché una mascherina chirurgica ci veniva proposta dai canali di approvvigionamento a 1,50 euro o una FFP2 ci veniva proposta a 5, a 6 o a 7 euro, è implicito che effettuando un ricarico medio del 20%, perché va da sé che poi bisogna pagarci pure le tasse su, bisognerebbe, è ovvio che uno deve anche considerare chiaramente che un domani dovrà pagare le tasse, e quindi dico i ricarichi diciamo sono stati considerati eccessivi. Certo, ci sarà stato qualcuno che magari ha lucrato, però io non ci posso mettere la mano sul fuoco, io devo difendere la categoria fino in fondo. Se effettivamente ci saranno state delle distorsioni di questo genere, ha fatto bene, ha detto bene il Presidente nazionale a costituirsi parte civile. Per quello che mi riguarda, nella nostra provincia c'è stato un orientamento eccessivo di correttezza, devo dire, proprio perché io parlando con i colleghi giornalmente mi sono reso conto che effettivamente nessuno aveva lucrato su questo genere di cose, sarebbe stato diciamo poco professionale, onestamente. Presidente, giusto per fare chiarezza, magari le persone diciamo, non sono molto informate, ecco, ci sono vari tipi di mascherine, il cui uso è diversificato secondo appunto quello che uno ne fa. No? Ecco, vogliamo brevemente chiarire, insomma, c'è la FF2, insomma, lascio a lei la parola. Sì, è molto semplice. Le mascherine vanno distinte in 3 categorie. La mascherina chirurgica e la mascherina altruista, io l'ho definita così, perché diciamo che protegge la persona che sta davanti all'interlocutore ovviamente dai germi e da quant'altro, quindi dal contagio, perché la mascherina evita chiaramente che queste bollicine che si sprigionano nel momento in cui uno parla ovviamente possono infettare l'interlocutore. Quindi diciamo è altruista. Poi abbiamo la FFP2 che è sia altruista che egoista, cioè dire ha la possibilità di filtrare e non far passare sia queste bollicine che si sprigionano parlando, quindi sia come dire, sia all'interlocutore che alla persona che parla. E poi c'è la FFP3 che da sé non è consigliabile alla popolazione, alla gente, anche perché diciamo, ha una valvola e questa valvola ovviamente è di carboni attivi, quindi si può esaurire e poi finisce diciamo, l'effetto filtrante. Questa di qua è una mascherina egoista, perché in pratica questa mascherina viene utilizzata per lo più agli operatori che hanno a che fare con gente infetta, quindi negli ospedali, che chiaramente non deve nella maniera più assoluta infettarsi, e quindi evita che la persona possa, avendo davanti l'infettato, possa acquisire infezioni. Per la gente, diciamo, comune, per la gente per andare in giro, io consiglio una mascherina chirurgica, o addirittura esistono delle mascherine lavabili che sono in tessuto, è un tessuto filtrante con uno strato all'interno, diciamo di tessuto particolare di TNT, che effettivamente ha come dire, un buon risultato in termini di
assorbimento di contagio, e hanno la possibilità di essere lavate più volte, quindi tutto sommato hanno un prezzo abbordabile, noi le abbiamo, sono certificate, costano all'incirca 3 euro, possono essere lavate fino a 10, 12, anche 15 volte con acqua fredda e poi stirate regolarmente. Per lo più sono delle mascherine che vengono fabbricate qui in Italia stesso da delle aziende che hanno diversificato e quindi hanno acquistato le apparecchiature per poterle fabbricare. E per esempio io ne ho comprate alcune da un'azienda che produceva camicie e cravatte. Onestamente devo dire sono abbastanza belle e raffinate da vedere e sono abbastanza funzionali. Con un prezzo di 3 euro ovviamente uno le può utilizzare per parecchi giorni e quindi tutto sommato è una forma di risparmio anche quella. Però diciamo quelle che la protezione civile e il commissario Arcuri ci dice di dare in larga misura sono quelle chirurgiche. Purtroppo quelle chirurgiche, specialmente le aziende che ce ne fanno richiesta e che hanno 10-15 dipendenti, lei capisce che ne hanno bisogno di una quantità non indifferente. Mi sa che mi si sta scaricando pure il telefonino. Mi vede lei? Mi sente, sì, no? la vedo, la vedo. Devo dire, dico, quindi ne hanno bisogno di una quantità non indifferente, però per essere a norma hanno bisogno di quelle o magari delle FFP2 più i termoscan, il gel e quant'altro, perché ora nella fase 2 ogni azienda si deve organizzare secondo i parametri che sono stati imposti ovviamente dal governo per poter far sì che diciamo, l'azienda lavori in perfetta tranquillità. Non so, poi addirittura ho saputo che dal giorno 18 credo che riapriranno pure i parrucchieri, Sì. si organizzeranno ovviamente con un numero limitato di posti, con delle paratie in plexiglass che tra l'altro sta cominciando a esaurirsi, perché ho saputo che le scorte sono sempre più limitate, alcuni addirittura fanno delle paratie in vetro ovviamente anti-infortunistico e chiaramente con un costo non indifferente. Però purtroppo dobbiamo organizzarci e far sì che questa benedetta Italia riparta, perché altrimenti la situazione onestamente devo dire si tocca proprio tranquillamente, è piuttosto pesante, quindi è giusto che la gente si riattivi. Presidente, mi risulta che tanti farmaci del tipo reumatoidi sono andati esauriti, perché è passata la voce che questi farmaci avrebbero in un certo senso aiutato diciamo, nella cura del Covid, o quantomeno potevano essere, diciamo, dei buoni, un buon aiuto. A voi cosa, Sì. su questo cosa mi sa dire? Sì, devo dire che ne abbiamo sentite tante di cotte e di crude, però poi alla resa dei conti si è visto che effettivamente un farmaco che serve per l'attite reumatoide, che è l'idrossiclorochinoline, praticamente è molto utile, specialmente nella prima fase se viene preso in tempo. Protocollo vero e proprio, diciamo, varia a secondo dello stadio in cui è la malattia. Si è scoperto pure che occorrono anche farmaci che possono diluire il sangue per evitare la formazione di trombi, come il Clexane, per esempio, che è un antitrombotico, che sarebbero quelle famose punturine che si fanno sotto cute quando specialmente qualcuno subisce un intervento per evitare la formazione di trombi. Diciamo il protocollo vero e proprio fisso non esiste, però va da sé che le linee guida indicano l'idrossiclorochinolina, un antibiotico che per lo più è consigliato è l'azitromicina, e poi con l'ausilio possibilmente di un cortisone, quale potrebbe essere anche il Bendelan. E poi qualora si vede diciamo una situazione un po' compromessa, occorre anche fare il Clexane, che sono proprio questi farmaci che diluiscono il sangue e evitano la formazione di trombi.
Va da sé che il rimedio in assoluto sarà il vaccino, dico però, viste le lungaggini, perché ovviamente io ho saputo che il vaccino già di fatto è stato prodotto, però ora deve essere testato, sta per essere testato anche in Inghilterra su volontari. Dico, speriamo bene, ci sono diverse tipologie. Secondo me passerà ancora parecchio tempo. Io a mio avviso, anche prima che sia testato e inizi la produzione in larga scala, passeranno ancora dei mesi, magari sarà pronto per fine anno, possibilmente. Quindi fino a fine anno dobbiamo un po' barcamenarci, evitare e limitare ovviamente il contagio, quindi tutto quello che ne consegue, cercare di uscire il meno possibile, mantenere le distanze, utilizzare i dispositivi, e questa è la cosa migliore. Con tutte le problematiche che vengono fuori, perché andiamo incontro all'estate, si diceva che il vaccino con l'aumentare della temperatura magari si affievolisse, ma a quanto pare poi è stato sconfessato. Abbiamo sentito tante opinioni da parte dei virologi di tutta Italia. Dico, però addirittura non lo so, gli dice una cosa, l'indomani viene sconfessato da un altro virologo. Io sono un semplice e umile farmacista, dico, quindi dico non azzardo, però la situazione è questa di qua. Diciamo che è curabile, si vede anche dalle statistiche, sicuramente le persone guarite sono notevoli, e quindi i casi di ricovero pesanti proprio e le morti si vede che via via vanno diminuendo, quindi evidentemente diciamo la cura migliore è quella di mantenere le distanze e di cercare di evitare il contagio con tutti questi vari metodi. Poi ci sono queste terapie, però ovviamente devono essere eseguite in tempo. Presidente, sulla plasmaterapia cosa ne pensa? Sta avendo buoni risultati? Allora, la plasmoterapia è una terapia vecchissima, non è diciamo una terapia che è nata ora, assolutamente. È stata ripresa con ottimi risultati, onestamente devo dire. Qui non vorrei azzardare a dare un giudizio, però secondo me è stata anche poco presa in considerazione. Potrebbe essere utilizzata in modo migliore, diciamo, su scala maggiore. Qui lo dico e qui lo nego, caro dottore Candela, non vorrei che ci fossero, come dire, atti speculativi in merito, perché ovviamente la produzione di un vaccino che poi deve essere distribuito a larga scala comporterebbe da parte dell'azienda, specialmente che poi lo produce e lo distribuisce, voglio dire, dei guadagni non indifferenti. Stiamo parlando di una pandemia mondiale, mica stiamo parlando di una semplice influenza locale. E onestamente questo è un rimedio, questo è il plasma, devo dire, è un rimedio efficace, è stato testato, funziona bene. Non so, diciamo, che se può essere la via di uscita, è una delle, diciamo, dei complementi della terapia che sicuramente non guasta. E i test serologici, Presidente? Si sta I test seriologici, in questa nuova fase nel fare i sì. test serologici? Test serologici, abbiamo ricevuto dalle farmacie una mail nella quale si chiedeva la composizione degli organici delle farmacie per far sì che l'ASP venisse a fare i test serologici, però ad oggi nessuno si è visto. Sì, danno la contezza delle immunoglobuline se uno effettivamente ha avuto in modo asintomatico la patologia e l'infezione da Covid. Però ci sono dei però, perché ovviamente la prova madre, come lei sa, è il tampone. Purtroppo si è scoperto, sempre dai mezzi di comunicazione nazionali, che i tamponi sono stati acquistati, ci sono, però mancano i reagenti, quindi di che cosa stiamo parlando? Dico, sono dei bastoncini, dei cotton fioc, tamponi che non è che ci vuole chissà che cosa. La cosa più importante sono i reagenti. Però sicuramente potrebbero dare un'indicazione non indifferente, anche perché eventuali persone asintomatiche dalle quali si rileva una quantità di immunoglobuline
proprio relative al Covid, potrebbero quantomeno far sì che si approfondissero con adeguati esami, anche chiaramente con i tamponi, anche perché il tampone stesso mica va effettuato una volta e basta, va effettuato, però poi va rieffettuato a distanza di giorni, e se è ancora positivo va rieffettuato ancora a distanza di giorni. Quindi non basta mettere una persona in quarantena per 15-20 giorni, ma sicuramente si mette in quarantena per più tempo possibile. Io mi auguro che diciamo gli operatori sanitari quantomeno possano avere il test questo immunologico, anche perché così diciamo anche per una forma di tranquillità sia nostra degli operatori sanitari che anche della gente che viene, anche se onestamente noi abbiamo sanificato le farmacie più volte, abbiamo, come dicevo, tutti i dispositivi che fin dal primo momento in modo autonomo abbiamo organizzato, e quindi dico, in fin dei conti sono degli ambienti sicuri. Però, ripeto, è un virus, abbiamo visto, un po' maledetto, e quindi riesce a volte, nonostante tutte le cure e le possibili attenzioni, a far breccia sulla gente. Presidente, ecco, ci avviamo alla conclusione di questa nostra interessante intervista. Lei ci ha dato tantissimi spunti. Ecco, ora si va alla fase 2. Non nascondo che c'è anche una forte preoccupazione da parte dei vertici sanitari del Ministero che si possa andare un po' in liberi tutti. Che consigli dare e come vede lei questa nuova fase che ripartirà tra qualche giorno? Io dubito che la gente faccia liberi tutti, onestamente, perché devo dire siamo stati tutti bravi, gli italiani sono stati bravissimi, e quindi c'è quella forma di paura che continua a frenare l'entusiasmo, anche se la bella stagione chiaramente ormai è alle porte, e quindi la voglia di andare a mare, di andare in campagna, di svagarsi è tanta. Però la gente non deve dimenticare che purtroppo veniamo fuori da una pandemia che forse era l'ultima, credo, 100 anni fa, una cosa del genere, quando si parlava di un'altra pandemia di tipo virale. Quindi deve tenere sempre in prima considerazione questo, quindi attenersi ovviamente alle normative, alle distanze, le mascherine, lavarsi le mani moltissime volte al giorno, utilizzare il gel magari comprando questi piccolini e mettendolo in tasca, e utilizzando i guanti. E poi onestamente devo dire, sui guanti io vorrei dire una cosa: attenzione, mettete i guanti sì, perché quando siete fuori, perché toccate degli oggetti ovviamente che possono essere contagiosi, però dico, fate bene attenzione che avete i guanti, quindi non vi dovete toccare poi il viso, la faccia. Indossare le mascherine nel modo corretto, prendendoli dagli elastici, è una cosa molto semplice, un'operazione molto semplice, e se poi avete carenza di mascherine c'è un sistema molto semplice per poterle, diciamo, disinfettare. Fate una soluzione di una parte di alcol e 2 parti di acqua distillata, la mettete in uno spruzzino, la sera le spruzzate sulla mascherina da ambedue le parti, e poi la mascherina la mettete ad asciugare. L'indomani la potete indossare, per alcuni giorni, diciamo, la mascherina va bene. Per il resto, ripeto, la stagione bella è ormai arrivata. Oggi abbiamo 33 gradi a Agrigento addirittura, e quindi la gente ha tanta voglia di stare fuori. Anche al mare, cercare di avere tutte le cautele e non lasciarsi andare, perché sarebbe triste e soprattutto drammatico ritornare al blocco totale. Ci sarebbero problemi non indifferenti. Già l'Italia è un paese che soffriva prima, e ora in questo momento sta soffrendo una crisi economica senza pari. Bene Presidente, noi la ringraziamo di questa intervista e le auguriamo buon lavoro, nella speranza che le farmacie continuino a essere sempre un punto di riferimento per la gente, non solo lo è stato in questo momento di Covid-19, ma anche per il futuro. Ecco, continuerete a lavorare con l'ASP, so che avete diversi accordi. Ecco, un'ultima domanda. Leggevo che in Puglia hanno fatto un accordo con la regione per
creare il fascicolo sanitario in farmacia del paziente. Ecco, da noi a che punto siamo, Presidente? Il fascicolo sanitario fa parte di quella quantità di servizi che noi abbiamo iniziato ad attivare ultimamente grazie a quell'accordo che è stato fatto con il Ministero della Farmacia e dei Servizi. È un accordo che è stato finanziato con oltre 100 milioni di euro, dà la possibilità alle farmacie di sviluppare tantissimi servizi, magari di questo poi sarebbe il caso di fare una trasmissione a parte, secondo me. Dopo il Covid la faremo. Sì, come la diagnostica di prima istanza, la possibilità di fare elettrocardiogrammi, spirometrie e trasmetterli in tempo reale ovviamente ai centri di controllo, avere gli esiti, e tra tutte queste tipologie di servizi avremo anche la possibilità di aprire il fascicolo sanitario che darà la possibilità agli assistiti di venire a ritirare i farmaci con la semplice tessera sanitaria e di avere ovviamente nel fascicolo proprio tutto quello che è la storia del proprio essere, cioè a dire le patologie, le prescrizioni, eventuali radiografie, risonanze, diciamo, quindi tutti gli accertamenti. Quindi sia il medico che anche a livello ospedaliero, accedendo al fascicolo della persona, avranno la possibilità di sapere, diciamo, un po' tutta la storia sanitaria dell'assistito. E in Veneto ed Emilia-Romagna, dove già questo discorso è iniziato già da parecchio tempo, addirittura non esiste più il promemoria cartaceo, perché l'assistito, specialmente il cronico, telefona al proprio medico, il medico effettua la prescrizione, la mette sul fascicolo, l'assistito va in farmacia con la semplice tessera sanitaria, il farmacista ha la possibilità di accedere al fascicolo sanitario e quindi di sapere le medicine che ha prescritto il medico, toglie le fustelle dal farmaco e le appone poi su un foglio che darà all'ASP ovviamente per il pagamento dei farmaci consegnati. Diciamo, Veneto ed Emilia sono non un passo ma circa 2 passi avanti rispetto a noi, anche se devo dire la Sicilia è stata la prima regione a partire per quanto riguarda la ricetta elettronica, solo che poi in corsa ci siamo fatti superare un po' dagli altri, però dico, stiamo recuperando il tempo perduto e con ovviamente l'accesso alla farmacia e ai servizi vedrete che sinceramente la farmacia sarà come sempre dico sempre, l'interfaccia sul territorio del sistema sanitario nazionale, cioè si è capito che bisogna territorializzare, diciamo, la sanità, non ospedalizzare, perché spostando l'assistenza sul territorio si risparmia parecchio e quindi è ovvio, conviene come dire, istruire e far sì che le farmacie siano presidi a tutti gli effetti del sistema sanitario nazionale, quale in effetti siamo, e lo abbiamo dimostrato abbondantemente anche in questo frangente, perché voglio dire, penso che senza le farmacie ci sarebbero stati non pochi problemi, voglio dire, veramente. Va bene. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi.